come sapete abbiamo un folto programma di punti ordinati in base alle esigenze che i cittadini hanno espresso quando hanno votato sull'ordine dei punti del programma qualche settimana prima delle elezioni. Noi la prossima settimana ci troveremo in consiglio e faremo un piano lavori in modo da lasciare ai ragazzi che comunque continueranno a lavorare in segreteria del lavoro di impostazione e di ricerca per darci modo, appena riprendono i lavori delle commissioni, di presentare e di iniziare a essere propositivi rispetto ai punti del nostro programma. Qualcosa abbiamo già raccolto in questi mesi attraverso diversi attivisti che ci danno contributi di ogni genere. Qualcosa stiamo pensando anche rispetto appunto alle priorità che ci siamo dati. Di sicuro stiamo lavorando, anche se non rientra propriamente in quanto abbiamo già detto, però sono cose semplici. Stiamo lavorando sulla presentazione e la modifica della legge elettorale, dove andremo a chiedere che i consiglieri regionali non possano essere eletti per più di 2 mandati anche non consecutivi. Questa cosa ci è sembrata di importanza e inerente anche verificando i lavori che abbiamo fatto fino adesso rispetto ai costi della politica. Poi abbiamo degli incontri, anche lunedì saremo al Lago di Cavazzo per incontrare i comitati per la difesa delle acque del lago e stiamo preparando delle mozioni o comunque delle interrogazioni rispetto al deflusso minimo vitale e anche al Lago di Cavazzo. E poi diciamo che stiamo continuando a raccogliere proposte per arrivare a fare appunto un calendario mercoledì, quindi in realtà non abbiamo che idee, potremo essere più precisi rispetto al programma puntuale delle attività alla fine della prossima settimana, e naturalmente cogliamo l'occasione anche in questa sede per raccogliere eventuali segnalazioni e contributi da parte di tutti. Okay, grazie. Allora